Al poliambulatorio di Palma di Montechiaro sarebbero stati già nominati i primi medici specialisti, 12 ore per un oncologo, 5 per un dermatologo, 6 per un endocrinologo e l'aumento di 4 ore per un cardiologo. Sono i primi effetti della riunione avvenuta tra lo SPI-CGIL e il dottore Marchica dell'ASP di Agrigento, che potrebbero avere un riverbero positivo sulle criticità riscontrate dal sindacato nelle attività offerte dal poliambulatorio. In particolare Marchica ha anticipato che si starebbe lavorando per ripubblicare i bandi inerenti ai medici specialisti di otorino, oculistica e diabetologia e che a breve ci saranno nuove assunzioni per ossa, ausiliari, assistenti amministrativi da distribuire in tutto il territorio, quindi anche a Palma di Montechiaro, e che sarebbero già attivi i COT territoriali che avranno una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti al fine di assicurare la continuità dell'assistenza sanitaria. Infine la delegazione SPI-CGIL ha riaperto la discussione in merito alla realizzazione della casa di comunità prevista dal PNRR anche a Palma di Montechiaro, che dovrebbe essere allocata nello stesso immobile del poliambulatorio che dovrà essere ristrutturato. Lo SPI ha messo in evidenza la necessità di trasferire nelle more dell'entrata in funzione della casa momentaneamente i servizi del poliambulatorio in un immobile accessibile ai cittadini di proprietà del comune. Il dottore Marchica ha riferito che l'ASP di Agrigento starebbe lavorando nella direzione auspicata dallo SPI e che saranno coinvolte nel processo le organizzazioni sindacali.